Serie B partita fra Mister Palermo e Barcellona Futsal. Possesso quelli del Barcellona col pallone dentro, Di Maria non perfetto, Dorio per un attimo, poi sinistro due volte ed è in vantaggio subito il Barcellona Futsal con il sinistro di La Torre. L'abbiamo detto, sono loro che hanno bisogno di questi 3 punti. Pietà avanza lui e va dentro, nascosto il rimpallo, il pallone rimane lì, non si sono capiti Rizzo e Calderone e l'hanno combinata grossissima, il più veloce di tutti sul pallone. Esposito si sposta con la suola e la mette dentro. Ancora Dorio, ce l'ha lo spazio, Dorio ed esultanza alla Jude Bellingham, l'hanno riaperta, anzi l'hanno completamente ribaltata in qualche secondo. I padroni di casa 2-1. Passa, si distende Sanchez, sposta Sanchez, va da solo il 19. Filiberto esce bene, la controlla e parte come al solito, palla al piede 26, gioca da Cascino. Ma quanto sono importanti queste giocate da parte dell'estremo difensore del Milan. Filiberto gioca per Cascino, 3-1 in questo secondo tempo, non c'è partita. Il Barcellona che adesso batte il calcio d'angolo, dentro quello, il pallone passa e rimane lì dopo il tocco di Dorio, se la ride di Liberto, cenno di ok fra i due, ma Sanchez l'ha riaperta e di nuovo in partita il Barcellona Futsal, 3-2. Maria rischia l'ultimo uomo, Cascino, gran palla avanti, tutto solo dentro, Esposito, è tutto troppo facile per il Mistral, si sta un po' sciogliendo il Barcellona nonostante sia ancora in partita. Si può giocare, tenuto dentro, il pallone complicatissimo però per Sanchez, non era raso terra e allora riparte Esposito gioca da Cascino, tocco sotto e arriva il match point probabilmente del Mistral, 52, ancora una volta il capitano. Riparte il Barcellona con Sanchez, si appoggia Gullo dentro, doppia deviazione e la mette dentro Samuele Gullo che la tocca sulla linea di porta. Il gol è giusto attribuirlo a lui. 50. Mandanici Bono pensa alla conclusione e la effettua il numero 29, è un frigobar, non è un tiro all'incrocio. 5-4 ci crede il Barcellona Futsal. Di Liberto a ripartire per cercare di chiuderla, Esposito 3 contro 1 del Mistral, Di Liberto gioca da Cascino, Di Liberto 2 volte fuori il 26 che ha cercato il gol in tutti i modi, la porta è vuota, regala Calderone il pallone, Di Maria poi giocata sontuosa e fa finire questo match col tunnel 5-4 del Mistral sul Barcellona Futsal.